Eccoci, buonasera a tutti e a tutti. A me è il compito di introdurre il settimo e l'ultimo intervento seminariale del ciclo L'opera corale e intrecci sinergie e commissioni. L'intervento di oggi, come vedrete, assumerà le forme di un duetto e vedrà sommarsi due voci. Quella di Valentina Sapienza, professoressa di storia dell'arte moderna presso questo Ateneo, attenta studiosa della cultura figurativa del lungo Rinascimento veneziano, tra le tante altre cose direttrice del Centro Studi Vive, e particolarmente importante per l'appuntamento di oggi, autrice di una densa e fugatissima monografia intitolata La chiesa di San Giuliano a Venezia nel Cinquecento, dalle ricostruzioni sangiuliane alle grandi imprese decorative di fine secolo. L'altra voce invece sarà quella di Emilia Fiorucci, storica fucura e autrice di saggi che investigano alcuni rilevanti aspetti della società e dell'economia della Venezia dell'epoca moderna. Nel corso della sua attività di ricerca, Emilia si è concentrata particolarmente sul mondo corporativo e sulle dinamiche interne ed esterne dell'epoca. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Istituto Europeo di Firenze, con una tesi che in diverse occasioni è stata reputata rilevante, originale e documentatissima, e riportava il titolo I merciai, una storia economica e sociale dei mercanti medi in una capitale europea del lusso. Le due redattrici sono tra loro accomunate non solo per l'occasione di oggi, o per l'evidente amore dei titoli lunghi ed eloquenti, ma anche e soprattutto per quella curiosità scientifica che non di rado le ha spinte a superare i confini disciplinari, cercare intrecci sinergici di prospettive diverse e effettivi scambi interdisciplinari, che assumono una certa rilevanza, dato che retoricamente spesso l'interdisciplinarità si spende. Personalmente non ho dubbi che l'incontro di stasera mi darà riprova con un intervento che vi porta un titolo di nuovo lungo: il capitale spaziale dei merciai, strategie economiche e committenze artistiche corali. Lascio quindi alle due redattrici la parola. Grazie. Buonasera a tutti e grazie all'Ive, grazie a Jacopo e grazie anche a Valentina di avermi invitata. Sono un po' intimidita e anche molto contenta di essere qua per concludere questo ciclo. Ecco, allora, questo intervento nasce dall'intenzione appunto di mettere insieme diversi spunti, problematiche, interrogativi incontrati nel corso di due diverse attività di ricerca, come lo diceva Jacopo. L'una partiva da San Giuliano, la ricerca di Valentina, e dal suo cantiere avviato negli anni 50 del Cinquecento, dove i merciai sono apparsi figure chiavi che lasciarono un segno indelebile in quanto committenti artistici. L'altra ricerca, ovvero la mia, partiva semplicemente dalla corporazione dei merciai, per cui la chiesa di San Giuliano e la contrada eponima erano luoghi privilegiati per l'attività commerciale ma anche devozionale. Da questi due studi è emersa l'esistenza di un gruppo di individui, un'elite precisamente riconoscibile in mezzo a una folla anonima di parrocchiani, che rappresenta di fatto una sorta di oligarchia partecipativa, capace di condizionare i destini della corporazione e della variegata comunità di San Giuliano. Di fatto questo gruppo detta dalle strategie ben precise, tanto economiche quanto artistiche, per affermare il proprio potere, ottenere il dovuto riconoscimento e soddisfare un desiderio di autorappresentazione.
In effetti i merciai si configurano come un caso studio, direi quasi esemplare, per il tema che abbiamo affrontato quest'anno nel corso appunto del seminario di Rive, cioè l'opera corale, non soltanto per le ragioni che abbiamo appena evidenziato, cioè questa folla anonima da cui emergono appunto figure chiave che condizionano i destini di una comunità molto più ampia, ma perché la corporazione si serve di tutti i mezzi a sua disposizione per appropriarsi di luoghi, spazi e potere, dalle opere d'arte alle processioni, alla presenza nel tessuto urbano attraverso le botteghe, alla definizione di precise strategie visive e così di seguito. I merciai costituiscono inoltre un caso esemplare anche per un tema di ricerca che intendiamo sviluppare insieme al gruppo Rive nei prossimi anni, cioè il ruolo delle corporazioni artistiche come committenti, ruolo che è stato offuscato dalla storiografia, dall'attenzione costante rivolta naturalmente con grande giusta causa, essenzialmente alle scuole grandi, che naturalmente ha messo un po' in ombra questi importantissimi attori, cioè le corporazioni. Il tema di questo seminario verrà problematizzato ponendo quindi in contrapposizione, o meglio ancora in dialogo, l'agire collettivo che opera in più sfere, le sfere della sociabilità veneziana, appunto i sodalizi, le scuole, ma anche le corporazioni stesse, e le istanze individualistiche non di rado emergenti. E in effetti l'importanza dei merciai per la città è testimoniata dalla loro posizione nello spazio urbano. In effetti, perché parlare di un capitale spaziale? Dico una cosa scontata, ma primo per lo spazio che occupano, per le varie modalità in cui lo occupano, ma anche per il legame solidale che questi attori intraprenderanno. E parlo delle legami familiari, legami di vicinato o ancora parentela spirituale. Quindi chi sono i merciai e in particolare chi sono i merciai nel Cinquecento? È una domanda apparentemente semplice, ma che in realtà è una risposta molto complessa. Dal capitolare antico, risalente al 1271, i merciai potevano vendere qualsiasi tipo di lavoro in seta e filo d'oro, bottoni, piatti, stoffe, perle, oggetti in metallo, a smalto, traforati, paramenti sacri, croci, gonfaloni. Ben più tardi Tommaso Garzoni, nel suo celebre trattato dedicato alle professioni, pubblicato nel 1585, sembra associarli alla categoria generica e perfino un po' deprimente dei venditori al dettaglio, contrariamente ai mercanti, i quali loro gestiscono partite di merce ben più importanti. I merciai, secondo lui, sarebbero essenzialmente addetti al rifornimento quotidiano della città. Gli studi hanno dimostrato che in realtà i merciai sono molto più semplici commercianti al dettaglio. Per esempio il Montampelli, Carnioni, i Tasca, i Bergonzi o ancora i Cornovi della Vecchia. In effetti questi individui appartengono a quella categoria che potremmo definire i mercanti medi. Il termine non si riferisce a una classificazione dei mercanti in una gerarchia economica che sarebbe legata ad esempio all'origine delle loro merci o alla natura della loro clientela. Per mercanti medi intendiamo un gruppo di individui che si trovano nel mezzo, ovvero dei intermediari tra l'elite e il popolo. Infatti questi individui non appartengono né al patriziato né all'elite dei cittadini originari, membri della burocrazia. Loro non sono così poveri da non lasciare nulla ai loro discendenti, ma non vivono nemmeno della loro rendita. Erano un gruppo eterogeneo e intermedio che faceva parte del popolo accanto agli artigiani. E per certi versi questo gruppo è una vetrina delle molteplici gerarchie e identità del popolo veneziano. E ben più tardi, con la vendita dei titoli nobiliari nel XVII secolo, i merciai e i loro discendenti approfittarono di questa possibilità per accedere al patriziato. Non che prima non avessero i mezzi, ma nel XVI secolo il patriziato era una questione di status. Nel XVI secolo gli individui del nostro campione, quindi i merciai che studieremo oggi, erano bloccati nella loro ascesa sociale. Avevano accesso alla cittadinanza per privilegio che consentiva loro di avere diritti commerciali e accesso al commercio marittimo con il Levante. Poi c'è un altro aspetto caratteristico di questa arte durante il XVI secolo
che secondo Valentina, che ha visto Valentina più che io abbia potuto vederlo, e secondo Valentina questa particolarità ha una ricaduta diretta sulla politica artistica intrapresa dalla corporazione. Mi riferisco particolarmente alla dinamica centrifuga attraverso la quale i merciai nel corso del Cinquecento inglobano un numero spropositato di mestieri. E quindi inglobano questi mestieri che alla fine loro non potevano pretendere a uno statuto indipendente, per esempio perché erano troppo numerosi, pochi numerosi, o anche perché non avevano potere economico. E parlo per esempio dei pettineri, dei gubbiadori, dei centurieri, pennacchieri, berretteri, capelleri. In tal senso, la merceria è una corporazione fagocitante che cerca costamente di integrare fino al XVIII secolo un numero sempre crescente di arti minori. Come vedremo, tutti quelli che agiscono coralmente a Sant'Ulian appartengono o hanno un legame istituzionale con la corporazione dei merciai. Quindi la corporazione si trasforma in una corporazione, c'è un gruppo che federa più che esclude, quindi io parlo di corporazione federativa, che piano piano i mazzeri finiscono per rappresentare non soltanto il commercio a dettaglio a Venezia, caratterizzato da un'ampia, ma anche il commercio all'ingrosso, caratterizzato da un'ampia apertura internazionale verso Oriente. Essi divengono l'arte promotrice di prodotti di lusso. Nel 1581, sotto la Gastaglia di Bartolomeo Bontampelli, l'arte si divide in due, c'è una divisione dell'arte in arte grossa e un'arte fina. L'arte grossa è quella specializzata nel commercio della seta, delle peli, delle tele, dei tessuti in generale, e di solito era popolata da coloro che avevano acquistato la cittadinanza. La seconda, l'arte fina, era costellato di professioni piccole in cui si accennava prima, specializzate nel commercio di nastri, corde, capelli, barrette e calze di ogni sorte. Negli ultimi decenni del Cinquecento si può addirittura parlare di una vera e propria politica di incorporazione forzata, operata dai merciai. Infatti lo scopo è annettere quanti più mestieri possibile, da una parte per fare cassa, assicurarsi la benentrata, che è la tassa di pagamento per essere immatricolato, e la tassa della luminare, di cui scusate. Dall'altra c'è anche un'incorporazione forzata per stabilire una sorta di monopolio su qualsiasi settore del commercio. Lo scopo, a questo scopo, infatti nel 1598 c'è questo merciaio molto famoso che di fronte a un litigio richiama un capitolo della Mariegola in data del 1446 che dice che tutti i prodotti, tutte le merci anche prodotte a Venezia o che passano per Venezia dovessero essere soggette all'arte dei mazzeri. Quindi i merciai operano dunque una pressione permanente su questi piccoli gruppi professionali, perfino su singoli individui. Quindi la logica è infatti quella di intentare causa ad ogni singolo artigiano non iscritto all'arte che tenta l'esercizio della vendita di prodotti lecitamente realizzati dalla sua maestria. I mazzeri quindi assoggettano letteralmente i più piccoli mestieri, privandoli persino di diritti più elementari. Risulta che per il XVI secolo è difficile restituire una mappatura delle professioni che stanno dentro i merciai. Ok, quindi questa corporazione non è un'identità astratta e i suoi attori dispongono, di cui parlavo prima, un capitale spaziale. Questo capitale spaziale si estende ben oltre la contrada. Ok, quindi queste sono una mappatura delle botteghe del 1568 questa mappa è realizzata a partire
di un censimento effettuato dalla milizia d'Amar appunto nel 1567-1568. Quindi notiamo subito che la rete di botteghe nell'area urbana è relativamente estesa, poiché è possibile trovare almeno una bottega di merceria in 44 parrocchie su un totale di 61. Ciò indica che nel 62% del territorio urbano ci sono negozi di merceria. Si può anche notare che in 16 contrade c'è un solo negozio di merceria e in molti casi si tratta di contrade contigue. Solo 9 negozi sono presenti nel sestiere di Santa Croce, il che ne fa una zona la zona meno densamente occupata da negozi adibiti a merceria. Un fenomeno di concentrazione piuttosto evidente in alcune contrade che fanno parte del sestiere di San Marco, che da solo conta 115 negozi, mentre gli altri sestieri non ne comprendono mai più di 20. Tale concentrazione si può spiegare con il fatto che, a differenza di altre corporazioni, lo Statuto dei Merciai non legifera mai sulla distanza che deve essere rispettata tra le botteghe, per cui troviamo un gran numero di botteghe nello stesso distretto amministrativo, addirittura lo stesso vicolo, la Calle. Le contrade di San Bartolomeo, San Salvador e San Giulian erano i 3 quartieri, zone amministrative, più densamente occupate. In queste aree erano presenti rispettivamente 16, 24 e 37 negozi. In termini numerici, dunque, San Giuliano e San Salvador concentrano un grande numero di botteghe. Sebbene le botteghe, i magazzini e bancarelle fossero diffusi in tutta l'area urbana, quasi, e alcuni quartieri si specializzano in settori artigianali, le botteghe dei merciai si trovano principalmente nelle mercerie. Un'area altamente simbolica, ovvero, e lì cito Reinhard Müller, che parla di uno spazio di mercato senza piazza. Le mercerie si trovano quindi tra 2 parrocchie, San Giuliano e San Salvador. Queste 2 zone sono delle zone centrali della città e per la loro densità di popolazione già nel Medioevo facevano figura di eccezione. Queste fanno parte dell'area di Rialto e non costituiscono un ambiente neutro per gli attori. In effetti le ricerche sui stranieri a cittadinanza a Venezia hanno dimostrato che le parrocchie di San Giuliano e di San Salvador erano sia il luogo principale di lavoro che di residenza dei merciai, il che si discosta un po' dalle analisi delle altre professioni. Dal nostro studio e secondo lo stato delle anime delle 2 parrocchie effettuato nel 1593, i merciai residenti a San Giuliano erano più numerosi che i merciai residenti a San Salvador. In effetti a San Giuliano abbiamo censito 40 merciai e a San Salvador 28. Quindi all'incrocio di questi 2 ultimi quartieri amministrativi, San Giuliano e San Salvador, la sola via delle mercerie ha un numero di negozi pari a quello di San Bartolomeo, con 17 botteghe. Preciso comunque che si tratta di un numero indicativo, in quanto le botteghe di merceria nel 67 erano molto più numerose. Il censimento alla base di questa mappatura attesta la presenza di oltre 30 botteghe nelle ore delle mercerie. L'incrocio di fonti diverse mi ha permesso di perfezionare l'ubicazione e di collocare i merciai nelle rispettive contrade. Esistono infatti diverse mercerie che portano il nome della parrocchia che li uniscono: San Salvador, San Giuliano, San Basso e San Bartolomeo. Quindi le mercerie sono le vie commerciali della città, è la principale via commerciale della città e la strada lastricata dal 1269 che rappresenta la ricchezza e il potere urbano di Venezia. Bisogna immaginare uno spazio saturo e ritmato dalle insegne. Infatti al momento del censimento della milizia d'Amar, dei 172 insegne menzionate, 24% rimanda a soggetti religiosi, 17 alla professione, seguono le insegne zoomorfe, al 12%, esempio la gallina, i pulcini, alla volta la colomba, poi l'8% delle insegne erano fitomorfe, ai 3 gili, al pero, all'albero d'argento, all'albero d'oro. Quasi tutte le piante sono associate a loro. Pochi sono i segni che menzionano il doge, soltanto il 3%.
il che si spiega con il fatto che il leone alato è utilizzato come simbolo della Repubblica. E poi seguono le allegorie, con 7%, sono le insegne molto più elaborate. Per esempio la fama, che è personificata come, e cito, una ninfa con la tromba sopra il mondo, e questa descrizione si trova nell'opera di iconologia di Ripa, Cesare Ripa, che nel 1593 pubblica una descrizione delle rappresentazioni iconografiche più diffuse del suo tempo. Quindi non è un caso che i merciai si trovino nel centro della città, in quanto contribuiscono a mettere in mostra i prodotti provenienti dall'Oriente o fabbricati a Venezia. Le botteghe, esibendo sia il potere commerciale veneziano sia l'abilità degli artigiani locali, contribuiscono a rendere visibile il prestigio. Essendo anche protagonisti, costituiscono anche il prestigio della città in una via che assume un carattere centrale nell'organizzazione urbana. Si tratta di un'ostentazione sia politico-economica che urbana. Gli stessi merciai lodavano l'area in cui ora, nel 1442, si erano trasferiti. Il nostro mestiere, il più fruttuoso e utile, è posto nel luogo più bello di Venezia. Veniamo a questo punto al ruolo dei merciai come committenti artistici. Allora, come già accennato, i merciai approdano a San Giuliano soltanto nel lontano 1442. Vengono infatti da molto lontano perché precedentemente i merciai si stabiliscono nel monastero delle Vergini e poi presso il monastero di San Daniele, due luoghi dunque periferici situati nello stesso sestiere di Castello nei pressi dell'Arsenale. Il primo documento a noi noto sulla migrazione dei merciai a San Giuliano riguarda l'acquisto di un livello perpetuo su uno stabile evidentemente destinato a diventare il loro quartier generale. Nell'aprile del 1542, in un processo piuttosto articolato che dura diversi mesi, da aprile fino al 3 agosto, processo che necessita peraltro dell'approvazione del Senato e del Patriarca di Venezia, i merciai acquistano una casetta di proprietà del capitolo di San Giulian. Ebbene, quella diventerà la nuova sede della Scuola dei Merciai. Cosa sappiamo di questo stabile? Che si trattava di una domuncula parva, definita a più riprese una domus assergentibus, quindi di quella categoria edilizia che potremmo definire come appunto edilizia popolare, destinata prevalentemente agli affitti. L'edificio dell'antica scuola dei merciai versava all'epoca in condizioni decisamente vetuste e rischiava addirittura il crollo, talmente era malmesso. Era dotato di una corticella posta sul lato posteriore, alla quale si accedeva da quella calle che poi confina con la chiesa sul lato destro, e su cui si stagliavano tanto la porta d'ingresso che la capsa e i balconi. Quindi in sostanza dobbiamo immaginare un ingresso voltato a cui e una serie di finestre che naturalmente popolavano la facciata. Il documento più interessante di questa lunga transazione è quello datato 17 aprile 1452. Questo documento descrive in sostanza i confini dello stabile e testimonia di come questo luogo fosse in realtà parte di un intero blocco edilizio, tutto di proprietà del capitolo di San Giulian, con cui del resto confinava la futura sede dell'Arte dei Merciai. L'acquisto del livello, pur definito perpetuo, sarebbe stato da rinnovare ogni 29 anni e prevedeva il versamento della somma di 6 ducati d'oro l'anno, che poi era la stessa cifra che il capitolo di San Giulian riscuoteva già dal precedente affittuario tale Andrea Barberino. Bisognerà attendere invece l'anno 1487, quindi parecchi decenni, perché si parli della concessione di un altare in chiesa. Naturalmente stiamo parlando della vecchia chiesa di San Giuliano, prima della ricostruzione sansoviniana avviata nei tardi anni 50 del Cinquecento. Per questo aspetto mi pare in un certo senso di dover contraddire quanto già precisato da Dio, anche se sto ancora studiando i documenti. Lo studioso infatti annota nel suo preziosissimo reggesto dedicato alle scuole piccole della parrocchia veneziana che l'anno 1487 i merciai avrebbero chiesto e ottenuto il cambiamento di titolazione di un altare che evidentemente già spettava loro.
Si tratterebbe dell'altare di Santa Caterina, che sarebbe stato così finalmente dedicato alla Madonna dei Merciai. Ora, oltre ad essere incoerente e inconsueto, quantomeno, che il cambiamento di titolazione di un altare avvenga a posteriori, soprattutto quando si tratta di una titolazione identitaria, fortemente identitaria, appunto l'altare sarà dedicato alla Madonna dei Merciai, mi pare di poter comprendere dal documento che ho letto che in realtà nel 1487 la scuola non possedeva ancora un altare in San Giuliano, né tantomeno un luogo di sepoltura per i propri confratelli, e perciò il capitolo, rappresentato dalla persona del pievano Giovanni Grimani, decide di concedere alla corporazione un altare situato nella parte citeriore, quindi anteriore, suppongo rispetto all'altare, già titolato a Santa Caterina e che ormai verrà dunque dedicato proprio con l'occasione del passaggio di giuspatronato dell'altare a Santa Maria dei Merciai. La scuola potrà utilizzarlo per svolgervi i propri divini uffici e si impegna in cambio a decorarlo con una pala e altri ornamenti. Innanzi a questo altare saranno inoltre costruite delle arche, 3 in totale, di esclusiva permanenza della corporazione. Oltre ai lavori di abbellimento, il capitolo pretende che la scuola realizzi un banco presso detto altare e pretende anche che diciamo, gli interventi dell'arte si estendano all'altare affiancato a quello dei Merciai e dedicato a San Nicolò. Inoltre i Merciai dovranno preoccuparsi di chiudere la porta de Medio e rifarla tra l'altare di San Nicolò e quello di San Rocco. Queste informazioni, che possono sembrare in qualche modo scarsamente interessanti, sono in realtà molto interessanti, perché noi non sappiamo quasi nulla della vecchia chiesa di San Giuliano prima appunto dell'edificazione sansoviniana, quindi ci permette di in qualche modo immaginare un edificio che non esiste più e che è stato completamente rinnovato. Ora, il capitolo di chiesa, piuttosto che pretendere il versamento di un contributo annuo per l'uso dell'altare, obbliga i Merciai a intraprendere ulteriori lavori di ristrutturazione del loro loco, ma anche di quello adiacente. Infatti, pretende in sostanza che i Marzeri rifacciano vi passo la citazione latina, rifacciano in sostanza il pavimento e una recinzione del confinante altare di San Nicolò, che ho consultato anche Gianmario Guidarelli per avere una guida più sicura, visto che io non sono proprio una specialista di architettura. È possibile che questo altare contiguo, quello dedicato a San Nicolò, fosse preceduto da una sorta di recinzione e possedesse una sorta di pedana monumentale. Non si parla dell'altare dei Merciai poi per circa 80 anni, e cioè fino al 1564, quando la scuola del Santissimo Sacramento, che ormai ha occupato la cappella absidale sinistra, gentilmente concessa al sodalizio da un merciaio, anche lui Francesco Lucadei, ebbene la scuola del Santissimo Sacramento, prima di avviare la prima campagna di abbellimento di questa nuova cappella, chiede il permesso ai merciai di poter spostare in sostanza il loro altare. La ragione è molto semplice: nella posizione in cui si trova, esso avrebbe oscurato la vista della nuova cappella del Santissimo, che sarebbe stata costruita di lì a breve. Non abbiamo dunque difficoltà a immaginare che il primitivo altare dei Merciai doveva trovarsi sul lato sinistro dell'aula e plausibilmente in prossimità della cappella absidale sinistra. I confratelli del Santissimo si mostrano molto generosi nei confronti della corporazione per il disturbo arrecato e, pur di aver la vista libera sulla nuova cappella che sarà di lì a breve costruita, si impegnano ad accollarsi le spese per smontare e ricomporre l'altare dei Merciai, dichiarandosi inoltre disponibili a far realizzare le necessarie rifiniture di colonnette e pilastrini su ambo i lati e ad apportare qualche miglioria all'altare adiacente, cioè quello titolato ancora titolato all'ormai defunto pievano Giovanni Grimani, che a sua volta sarebbe stato spostato in un luogo, ahimè, non meglio definito. C'è poi un fatto curioso di cui non si è quasi mai parlato.
Nel 1569, cioè quando non soltanto i Marzeri hanno riguadagnato un nuovo altare a San Giuliano con tanto di banchi a spese dei cugini del Santissimo Sacramento, le monache della chiesa di San Daniele, presso cui ab antico fu levata la fraterna, così citano le carte, insistono affinché i merciai si prendano cura dell'antico altare e dell'arca de pietra de marmoro fino, opera invero bellissima, et una pala con una figura del crocifisso et la Vergine Maria e San Giovanni. Continua il documento, ma perché il tempo consuma ogni cosa e diviene in nulla, le monache desiderano che il dipinto, la pala in questione, venga rinnovato. Il gastaldo dell'epoca, Martin de Cerchieri, chiede perciò la libertà di poter spendere ducati 12 fino a un massimo di 14 per poter soddisfare la richiesta delle monache. Di questa pala, di cui non conosciamo purtroppo l'autore, si sono perse le tracce, ma probabilmente non doveva trattarsi di un grande capolavoro, visto la modesta somma messa a disposizione dal sodalizio per la sua realizzazione. Ciò che è più intrigante dal mio punto di vista e che andrebbe in qualche modo spiegato, specie se si legge il documento del 1487, cioè quando in sostanza i merciai pretendono di acquisire un altare a San Giuliano, il motivo per cui lo si concede loro è perché non hanno un altare altrove, e quindi è abbastanza incomprensibile che in realtà questo legame con San Daniele non si sia mai spezzato e che ancora a distanza di quasi 80 anni i merciai possiedano un altro altare a San Daniele e siano in qualche modo dovuti a prendersi cura di quello spazio e a rifare la pala ormai appunto vecchia. Dunque, questo legame con la chiesa da cui i merciai di fatto provenivano, abbiamo detto all'inizio che i merciai si spostano appunto dall'Arsenale, le Vergini, San Daniele e poi San Giuliano, e questo spostamento si spiega molto bene e credo che l'intervento di Emily lo abbia messo in luce in maniera assolutamente perfetta. Chiaramente San Daniele a Castello, nei pressi dell'Arsenale, come prima le Vergini, sono luoghi lontani dalle mercerie, cioè lontani da quella arteria commerciale che giunge fino al cuore pulsante di Rialto, centro d'affari della corporazione, per cui non c'è cosa più naturale per i merciai che spostarsi verso quello che è il fulcro dei loro affari. Ma torniamo a San Giuliano. L'ultimo pellegrinaggio dei merciai nell'ecclesia di San Giuliano si consuma l'11 settembre 1574, quando l'arte, dopo aver offerto la somma di 30 ducati per la fabbrica della chiesa, ottiene un ulteriore spostamento che suona quasi come una promozione. La corporazione si installa infatti presso l'altare che un tempo era di San Niccolò e della Croce, di pertinenza della scuola della Passione, che ormai, come probabilmente saprete, si è trasferita ai frari proprio accanto alla grandiosa basilica francescana. Un altare splendido e completamente intatto, quello dei merciai, realizzato, come sappiamo tutti, sul progetto di Francesco Di Bernardino, con la pala di Palma il Giovane, che raffigura l'Assunzione della Vergine, e diverse sculture di Vittoria, Santa Caterina e San Daniele, oltre al bassorilievo con la nascita della Vergine che decora naturalmente la mensa dell'altare. Ora, spostandosi dall'altra banda, cioè migrando dal lato sinistro al lato destro dell'aula basilicale e per di più in un punto contiguo all'altar maggiore, c'è un altro elemento, c'è un'altra ricaduta interessante che dobbiamo immaginare quasi come una strategia spaziale e insieme visiva che riguarda la corporazione, perché di fatto, spostandosi dalla parte sinistra a quella destra della chiesa, il loro altare non è soltanto vicino all'altar maggiore della chiesa, ma diventa vicino anche alla sede della loro corporazione, che si trovava praticamente a 10 metri e neppure insomma, in questo modo l'altare era giunto nel posto più naturale dove in qualche modo doveva trovarsi. Quindi i merciai raggiungono virtualmente la scuola che si trova proprio al di là della calle, lungo il lato destro dell'aula.
L'altare dei merciai è un complesso decorativo documentatissimo, cercherò di ricordare le tappe principali, perdonatemi se sarò un po' noiosa, ma ci serve per far uscire dall'anonimato questo gruppo appunto di personaggi di cui sappiamo a stento i nomi e di cui invece Emilia ha ricostruito il profilo biografico e anche l'importanza appunto che questi personaggi avevano in seno all'arte. La storia inizia il 15 novembre 1577, quando sulla Mariegola è annotato che è necessario rifare l'altare ormai vecchio. L'iniziativa è opera del Gastaldo Battista Veraldi e sarà portata a compimento, almeno nella fase progettuale, da lui stesso, con l'aiuto dei cosiddetti giudici e di due aggiunti alla fabbrica, eletti per l'occasione. La commissione di esperti, così potremmo definirla, decide a questo punto di provvedere a far fare uno e più modelli dell'altare e chiede l'autorizzazione a spendere il necessario, ma il meno possibile, per arrivare al compimento dell'impresa. Stiamo parlando soltanto del modello. Le cose tuttavia vanno a rilento perché il 17 novembre 1578 il Gastaldo che succede, cioè Sebastian Rubi e i suoi giudici, insieme ai due aggiunti alla fabbrica che ancora devono essere eletti, quindi siamo proprio ancora in una fase decisamente larvale, ribadiscono l'intenzione di dare finalmente esecuzione al progetto avviato ma evidentemente non realizzato da Veraldi. Si prendono perciò l'incarico di far fare tanti disegni dell'altare e spendono così ducati 50 oltre a quelli che occorreranno per portare a termine l'impresa. Il 17 novembre 1579, quindi l'anno successivo, il nuovo Gastaldo, Vivian Panizzi, con i suoi giudici Domenico alla Gallia, Francesco Rossi al Melon, Giacomo Gavazzoni alla campana e ancora gli aggiunti Geronimo Prezzato alle due campane e Bernardo Galluzzi al Moro, assegnano la commissione dell'altare a Francesco di Bernardino a San Vio, altrimenti detto Francesco Smeraldi. Il suo progetto fu infatti considerato cosa più degna e laudabile rispetto a quello presentato da Cesare Franco. Il 21 ottobre 1580 si decide di vendere la pala e molte pietre dell'altare vecchio che non servono a nulla per finanziare la realizzazione della nuova cappella. Questo è un meccanismo che ritroviamo costantemente, soprattutto quando si tratta di materiali lapidei che chiaramente hanno un costo notevole. Quando si riammoderna si vende il vecchio. Il 12 maggio 1583 torna alla carica Vivian Panizzi, che è di nuovo Gastaldo, quindi vedete c'è anche un circolo virtuoso o vizioso, dipende dal punto di vista dei personaggi che in qualche modo gestiscono l'impresa, il quale precisa in questo momento che l'altare è finalmente ridotto a buon termine, bisogna dunque provvedere a sistemare il banco e poi le sepolture dei confratelli. A questo punto manca solo la pala. Il 6 novembre 1583 di nuovo Vivian Panizzi Gastaldo, insieme a Battista Dalbò, giudice di Mezzanno, Jacomo Antonio, giudice di Tuttanno, Zammaria dalle Ancore, Agostino Cigrini, Jacomo Modernini sindaci e Grazioso Negroni scrivano, si apprestano a scegliere il pittore che realizzerà il dipinto dei merciai. Al contrario dell'altare, per cui si menzionano costantemente i modelli che sarebbero stati evidentemente alla base della scelta della commissione, di bozzetti per la pala non si parla assolutamente mai. Lo sappiamo, vince la competizione basata evidentemente anche sul rapporto in qualche modo di fiducia o di pregressa conoscenza che si è consumata peraltro proprio all'interno delle mura di San Giulian. Vince la competizione Palma il Giovane con 4 voti favorevoli e 1 contrario. Tintoretto trattato malissimo, 1 voto favorevole e 4 contrari, Bassano, Leandro 2 voti favorevoli e 3 contrari e Albise dal Friso
5 voti contrari, quindi diciamo che la commissione non esprime particolare simpatia per il nostro povero Alvise Dal Friso. Si precisa inoltre che alla votazione per quanto riguarda l'affidamento dei lavori di pittura è presente Alessandro Vittoria, quasi una sorta evidentemente di proto che gestisce in qualche modo gli affari di questo gruppo complesso. Ormai siamo alle rifiniture. Il 13 ottobre dello stesso anno, quindi 1583, per finire l'altare occorre ancora realizzare i candelabri di bronzo, far fare una tovaglia, eccetera, eccetera. E in questo caso abbiamo nuovamente il Gastaldo Jacopo Bergonzi, insieme ai sindaci e gli aggiunti Agostino Cigrini e Vivian Panizzi, che chiedono l'autorizzazione per queste spese, precisando anche che bisognerà compiere il pavimento, bisognerà portare a compimento il pavimento, il quale costerà apparentemente in tutto circa 300 ducati. Osserviamo a questo punto questo magnifico complesso decorativo. Credo che sia la slide successiva, questa è quella del sacramento, quindi quella ancora successiva. Dunque, è stato osservato da Christine Uffman-Lanzoni che l'altare dei Merciai costituirebbe una innovazione assoluta nell'ambito delle committenze a opera delle arti. Cito, un punto di svolta nel mecenatismo delle corporazioni, perché si tratterebbe di un progetto unitario che vede il coinvolgimento di pittura, scultura e architettura per ricordare la storia devozionale della corporazione. È un'interpretazione, diciamo così, piuttosto mi viene da dire quasi autoreferenziale, nel senso che è la percezione che si può avere di questa vicenda molto complessa, laddove si immagini di studiare esclusivamente il complesso concepito dai Merciai. Se si allarga lo sguardo, per esempio, alla parrocchia di San Giuliano tutta quanta, ci si accorge che le cose vanno un po' diversamente, perché a San Giuliano accadevano contemporaneamente tante rivoluzioni simili. Per esempio, e i personaggi peraltro che le mettono in opera sono sempre le stesse: Francesco Di Bernardino, Alessandro Vittoria, lo stesso Palma. Insomma, lavorano questi artisti nello stesso turno di anni, anzi a dire il vero poco prima, per l'attiguo altare del Santissimo Sacramento, e quindi è, diciamo, un complesso di, per così dire, è un cantiere complesso in cui i Merciai, forse da questo punto di vista, cioè l'altare dei Merciai da questo punto di vista non ha un primato particolare, al contrario sembra quasi che quel che accade ai Merciai è un po' una ricaduta finale di una serie di sommovimenti di qualche anno precedenti. Cosa vediamo in questo altare? Vediamo dunque nel livello inferiore c'è il rilievo con un rilievo all'antica con la nascita della Vergine. Ci sono appunto le vittorialate in forma di Erme, severe guardiane della nascita immacolata di Maria, che è il presupposto della nascita stessa del Redentore, del suo sacrificio e della salvezza per il genere umano. Interessante è la centralità attribuita al tema dell'acqua e della purificazione. Infatti il tema del bagno, del neonato o della neonata è certamente un comune momento narrativo trattato appunto nelle scene che hanno a che fare con la natività, sia essa della Vergine o del Battista. Ma qui c'è un gioco ulteriore nell'ambito di questo altare, perché subito sopra la cappella, l'altare dei Merciai, si trova il dipinto con la lavanda dei piedi attribuito a Zuanne della Salamandra. Quindi il bagno è associato alla lavanda, che a sua volta naturalmente rimanda al battesimo, che è presente anch'esso nel ciclo di storia della passione di Cristo che si trova nell'aula basilicale e peraltro sormonta la cappella del Santissimo Sacramento, che abbiamo capito avere più di qualche relazione con quella dei Merciai. Ora, sempre nella prospettiva della purificazione, il bagno della neonata è associato allo stesso livello alle formelle quadrate con le figure di Santa Caterina e San Daniele, che sono i protettori dell'arte. Quindi Santa Caterina con la ruota del martirio e Daniele nella fossa dei leoni. Perciò la purificazione dell'acqua, che diventa purificazione spirituale attraverso il martirio, e poi
dal martirio al trionfo dei martiri. Quindi queste figure ritratte nei rilievi in ginocchio diventano stanti e peraltro hanno delle dimensioni decisamente imponenti, trionfano appunto dopo la purificazione spirituale nel martirio, praticamente sopra la mensa dell'altare. Veniamo al tema della pala, che è sì, senza dubbio, l'assunzione di Maria, ma soprattutto la scuola intitolata a Maria e la cui festa principale si svolge proprio nel giorno dell'assunzione della Vergine. Da qui dipende, io credo, la scelta di Palma, probabilmente istruito dai suoi committenti, di porre l'accento sulla celebrazione o ritualizzazione di questa ricorrenza, trasformando così alcuni degli apostoli in inservienti del rito. C'è chi porta un cero, quei ceri per cui le scuole di devozione spendevano somme enormi in occasione appunto delle festività, soprattutto della festa principale del sodalizio. C'è chi al contrario siede in ginocchio sui gradini con tanto di turibolo, chi porge la navicella con l'incenso. C'è poi credo anche un rimando evidente tra il sarcofago e la mensa d'altare attraverso il motivo della testa di cherubino circondata dai festoni che trionfa tanto al centro del sarcofago che ai lati dell'altare, nei piedritti, e su cui stanno Caterina e Daniele, e di nuovo nel timpano spezzato a mo' di chiave di volta. Quindi è evidente che questa cappella nella sua parte scultorea e nella sua parte pittorica è stata assolutamente concepita di pari passo, addirittura con un prestito di motivi interni che rafforza l'idea di una decorazione assolutamente collettiva o corale, come ci piace dire. Non sono invece molto d'accordo con chi sostiene che vi siano in questa pala molti ritratti. Io di ritratto ne vedo uno soltanto, e cioè la figurina che si trova sul limitare destro della tela, e la cui identità purtroppo è impossibile allo stato attuale delle ricerche stabilire. Vorrei ancora aggiungere qualche breve informazione sulla scuola di San Giuliano, scusate, dei Merciai, di cui si è scritto pochissimo, e fare anche qualche rapida precisazione che possiamo trarre dai documenti, soprattutto dalla Mariegola. Ora, questo è un disegno ottocentesco, anzi fine settecentesco della scuola, che dà più o meno un'idea di quel che doveva essere questo stabile, veramente una domus assergentis, cioè non certo un palazzo di rappresentanza come forse ci si potrebbe immaginare, visto anche soprattutto nel Cinquecento il peso di questa importante corporazione. In quanti ambienti fosse strutturata la sede purtroppo non è dato sapere. Di certo c'era un altare che accoglieva l'unica opera menzionata dalle fonti, cioè un polittico di Gentile Bellini, purtroppo perduto, è formato da 6 diversi comparti. Questo polittico raffigurava al centro la Vergine in trono, naturalmente i santi protettori dell'arte, Santa Caterina e San Daniele ai lati, poi c'era il Padre Eterno nella parte superiore, e dovevano esserci probabilmente anche la figura della Vergine Annunciata e di Gabriele. Nel 1610, questa è un'informazione che traiamo dai documenti, i Merciai decidono di provvedere alla ristrutturazione della loro sede. Occorreva innanzitutto rifare la scala, che dava evidentemente accesso ad un piano superiore, non c'è che dire, e che in un primo momento si immagina di costruire in legno. Poi però, per scongiurare eventuali incendi, si opta per il marmo, un materiale certo più prezioso e sicuro da questo punto di vista. Tuttavia un materiale che avrebbe probabilmente provocato dei, diciamo così, problemi di carattere strutturale, ragion per cui si decide di intraprendere una sorta di ristrutturazione generale dello stabile. Il progetto presentato da Tommaso Pontin prevedeva un costo giudicato evidentemente proibitivo, oltre 350 ducati, perciò viene bocciato dall'insieme dei confratelli della scuola,
Nel frattempo Francesco di Bernardin, vecchia conoscenza dei merciai, si affaccia e butta sul tavolo una proposta veramente concorrenziale, impegnandosi a portare a compimento l'impresa per la somma di 200 ducati. Segue a distanza di 4 anni soltanto, quindi 29 ottobre 1614, una nuova vicenda a mia conoscenza ancora non nota, cioè il Gastaldo Zuanne Locadello chiede espressamente a Banca e Zonta di poter contattare Palma il Giovane per commissionare a lui il soffitto della scuola, per cui sarebbero stati spesi un capitale decisamente importante, visto il costo della ristrutturazione della sede, abbiamo detto 200 ducati, a Parma viene attribuita una quota di ben 400 ducati, ma suddivisa come segue, e cioè 200 ducati andranno al pittore per il pagamento delle pitture, 100 ducati all'indoratore e 100 ducati al depentore. Ora, questa compartimentazione delle spese, che purtroppo la sola informazione che abbiamo per questo soffitto non c'è, o forse chissà dove sta, non so, vuol dire che in sostanza si trattava di un soffitto che non possiamo certo immaginare del pregio, per esempio, del soffitto di San Giuliano, che possiamo ancora ammirare in chiesa, soffitto appunto per cui c'era un investimento ben più cospicuo di circa 1000 ducati. Tuttavia doveva trattarsi di un soffitto che prevedeva la presenza di una serie di tele, un'indoratura, visto che una doratura, visto che c'era un indoratore, ma anche probabilmente una serie di motivi dipinti, perché i depentori sono gli specialisti della pittura sul legno, quindi è plausibile che questo fosse un soffitto non soltanto dorato, ma anche parzialmente dipinto, con travi dipinte. Allora, dicevamo, quindi niente di comparabile rispetto al soffitto di Palma con l'apoteosi appunto di San Giuliano per la chiesa stessa. Un'ultima riflessione, no, scusate, un'ultima informazione ancora sulla scuola, e cioè a qualche mese di distanza dalla vicenda riguardante il soffitto, quindi sempre nel 1614, i merciai nuovamente fanno ricorso a Palma, al quale chiedono la realizzazione di un pennello, ovvero stendardo, per la scuola. L'insegna sarebbe dovuta costare 100 ducati, che è comunque una cifra esorbitante, tuttavia ci vorranno ben 3 anni e il versamento di un'ulteriore somma di 70 ducati perché il pittore si decida infine a consegnare il manufatto. Ora, come molti di voi ricorderanno, la chiesa è protagonista di un totale rinnovamento quanto agli apparati decorativi che si consuma dopo la riedificazione sul progetto di Sansovino. Le imprese decorative di San Giuliano si concentrano principalmente negli anni 70 e 80 del Cinquecento. C'è naturalmente la Cappella del Santissimo Sacramento, di cui abbiamo tante volte parlato, c'è poi la Cappella Negroni con la bella paletta di Palma, c'è perfino la vecchia pala dell'altar maggiore con e poi il monumento a Vignola con lo splendido soffitto che abbiamo già evocato, l'apoteosi di Palma il Giovane circondato dalle virtù. Insomma, questi importanti imprese decorative vengono commissionate dai sodalizi o da singoli attori presenti all'interno della parrocchia, ma tutti questi sodalizi e praticamente tutti questi attori hanno qualcosa a che fare con i merciai. Moltissimi infatti sono i merciai coinvolti nella campagna decorativa del Santissimo Sacramento. Tra i procuratori di fabbrica del Sacramento tornano gli stessi nomi attivi anche per il cantiere della corporazione, quindi Sebastiano Rubi o ancora Agostino Cegrini. C'è un altro merciaio importantissimo per la decorazione del Santissimo che è Gian Maria Rota. Insomma, i nomi sono sempre gli stessi. E non dovremmo forse neanche dimenticare che quando nel 1542 finalmente i confratelli del Santissimo trovano un proprio logo è grazie a un merciaio che cede loro la propria cappella personale. Naturalmente mi riferisco a Francesco Lucadei. Ancora i Negroni stessi, di cui abbiamo visto la paletta commissionata a Palma il Giovane,
sono anch'essi una costola dei merciai perché sono pennacchieri e quindi fabbricanti di piume per cappelli, e anch'essi quindi orbitano intorno alla appunto questa corporazione federativa e anche un po' fagocitante che ha ben ricostruito la mia collega Emilia. Vignola, il procuratore di Chiesa, che è il secondo più grande committente di San Giuliano dopo Tommaso Rangone, anzi direi quasi insieme a Tommaso Rangone, anche lui è un merciaio. Anche lui è un merciaio che poi nella seconda fase della sua vita farà un altro mestiere, perché diventerà prima un padrone di nave, poi addirittura un assicuratore di navi, ma comunque rimane per tutta la vita legato all'arte dei merciai, e nel 1569 addirittura Gastaldo del sodalizio. Mi viene da evocare un'ultimissima vicenda, quella che addirittura precede la chiesa nuova, cioè la chiesa di San Sovino, la pala dell'altare maggiore di Gerolamo da Santa Croce, dipinta nel 1543-44, un'opera che si deve in sostanza al mobbing quasi effettuato da uno dei membri del capitolo di chiesa che si chiama Agostino degli Agostini e che di professione fa il bottoner. Bottoner ancora una di quelle arti minori legate appunto alla corporazione dei merciai. Quindi Valentina ha elencato molti individui e certi di loro, anche se immatricolati all'arte dei merciai, esercitavano un'altra professione, come lo ha appena detto Valentina. L'arte, essendo un'arte inglobante, una specie di sovra corporazione, e i rapporti istituzionali tra le arti, appunto, era spesso difficile, soprattutto quando si trattava dell'appropriazione del proprio luogo. In tal senso il litigio tra i barretteri e i merciai è rivelatore della posta in gioco che ricopre la questione dei luoghi quando si parla dei merciai. Infatti il litigio si conclude in un modo un po' sorprendente, persino sconcertante, ma certamente rivelatore della posta in gioco del loro successo di fronte ai merciai, dai quali i barretteri non sono riusciti a staccarsi. Dopo aver organizzato una grande messa nella chiesa di San Giuliano, davanti all'altare dei merciai, i barretteri organizzarono un rito civico, una processione intorno alla chiesa e nella Calle delle Acque, nella spaderia e nelle mercerie, per celebrare, cito, la vittoria ottenuta contro i marseri e la scuola che questi mercieri non volevano che usassimo. La processione ha quindi una funzione simbolica, questa volta non per manifestare la devozione, ma per esternare la risoluzione della controversia sorta negli ultimi 3 anni. Questa manifestazione pubblica va ben oltre il quadro corporativo, poiché i barretteri investono lo spazio urbano occupando fisicamente il territorio dei merciai. Quindi queste figure eminenti che avete sentite nominate per adesso un'ora, che sono fuori tempo, li faccio molto veloce, e fanno parte quindi dei principali organi di rappresentanza della corporazione, essendo ai vertici dell'arte, sono anche promulgatori della rigida osservanza al rispetto della coralità del luogo. Ciò non impedisce loro di perseguire i loro interessi personali, ad essa che talvolta superano quelli dell'istanza collettive. Dal nostro studio è possibile rilevare che il fulcro di questa politica di autocelebrazione sembra trovarsi a San Salvador. Infatti, se da un lato San Giuliano costituisce il luogo di rappresentazione collettiva, accessibile a tutti, appartenenti all'arte, San Salvador, pur raggruppando merciai di fortuna eterogenea, sembra che sia una zona privilegiata da merciai più fortunati, molto specializzati, che hanno avuto e che accederanno alla carica di Gastaldo nella corporazione. I merciai di San Salvador sembrano avere un raggio d'azione commerciale molto più ampio, importano e esportano le loro merci, effettuano operazioni di cambio e talvolta le loro botteghe costituiscono il fulcro di smistamento delle merci verso contesti extralagulari.
extralagunari. Questi merciai non producevano, ma facevano subappaltare la produzione, alcuni di quali delegano il lavoro in bottega ad altri ancora. Infatti, studiando i merciai di San Salvador, la mariegola assume tutto il suo significato ad anticipare appunto questa separazione tra arte maggiore e arte minore che aveva alla fine del XVI secolo e di cui ho accennato all'inizio. Quindi, per farla breve, 2/3, diciamo, anche lì per fare molto veloce, 2 elementi caratterizzano i merciai di San Salvador. Il primo, l'uso delle lettere di cambio e il lavoro per proprio conto, poiché spesso si usa l'espressione fonte per suo conto. E poi possiamo anche aggiungere l'apprendistato dei figli che si mandano fuori Venezia per imparare la contabilità, per esempio. Dallo studio dei testamenti dei merciai emerge il desiderio di essere sepolti nella chiesa di San Salvador, che si trova all'inizio delle mercerie, nello stesso campo della scuola di San Teodoro. Il primo testamento del nostro campione è quello di Marcantonio Prezzato, compilato nel 1568. Pur non essendo residente nella parrocchia, desiderava essere sepolto a San Salvador. Tale auspicio viene ribadito nel secondo testamento nell'86. Alla stessa maniera, quando dispone le sue ultime volontà, il merciaio Tasca, scusate, dichiarò di volere che il suo corpo fosse sepolto a San Salvador alla presenza di 40 tra i suoi amici più cari, e la forma della sepoltura rotonda e la sua collocazione, che potete vedere, forse, sì. Tra le 4 colonne principali nel mezzo di questa chiesa erano state decise 8 anni prima davanti al notaio Giacomo Carlotti. Tommaso Tasca lascia 200 ducati in cambio della concessione ottenuta, e l'accordo implica il pagamento di un ducato ogni volta che la tomba veniva aperta per depositare i corpi dei suoi discendenti. San Salvador è anche la scelta di Alessandro Tasca, nipote di Tommaso, che fa riferimento alla sua arca situata in questo luogo. L'elemosina offerta da Tommaso Tasca è considerevolmente rispetto agli 85 ducati dati dalla vedova del merciaio Agostino Maldotto, che è un nobile della città di Lodi, per la sua sepoltura. Tramite qualche esempi, possiamo dire che la chiesa di San Salvador si costituisce come un luogo alla glorificazione del singolo individuo e della sua fortuna, accessibile a pochi. San Salvador è infatti un'area strategica che molto più di San Giuliano è al centro del mondo mercantile veneziano, non lontano da San Giovanni Crisostomo, da San Bartolomeo e dal Fondaco dei Tedeschi. Situata nel cuore della città, la chiesa di San Salvador, posta sul campo in cui inizia l'asse delle mercerie e in cui si trova la scuola grande di San Teodoro, appare come un luogo dedicato alla gloria individuale dei merciai più facoltosi, che al di là della loro propria esistenza desiderano continuare a popolare direttamente l'area di influenza di Rialto. Per tutti i merciai, San Salvador era una zona strategica. In questa chiesa, che ospita monumenti funebri di nobili, dogi e cardinali, si trovano pale d'altare e lastre tombali commissionati da merciai. Ricordiamo, tra i tanti, la tomba di Bartolomeo Montampelli. E poi avete il dettaglio, quindi la tomba di Montampelli è proprio davanti all'altare della chiesa di San Salvador. Poi possiamo anche ricordare il dipinto che i fratelli Montampelli hanno commissionato a Santa Peranga, e poi li potete anche ammirare perché sono rappresentati. Poi, come ne ho accennato prima, c'è la tomba del Mardotto, che adesso non si trova perché non è stata rimpiazzata. Oppure la tomba del cittadino Orazio Milani, che come potete vedere è proprio all'entrata della chiesa.
poi c'è la tomba di Sebastiano Rubi, suo fratello. Ecco, abbiamo un po' di... Oppure ancora quella di, anche famosissimo, sul quale ha scritto Isabella Cecchini, Bartolomeo Carnioni. Ecco, e poi vabbè, quello più famoso sul quale ha scritto il maestro Augusto Gentili, il dipinto commissionato dai Cornovi della Vecchia. Ecco, quindi in tutto ciò, quando non designeranno la chiesa di San Salvador come luogo di sepoltura, alcuni merciai pretesero che la celebrazione funebre avvenisse alla presenza dei confratelli della scuola grande di San Teodoro, come tra altri Piero Aricordi, che era appunto il socio d'affari di Antonio della Vecchia, o ancora Giacomo Bergonzi, lo stesso Giacomo che nel suo testamento prevenendo l'eventuale rifiuto alle sue aspirazioni, chiedeva di essere sepolto a San Salvador. Per Giacomo Bergonzi, come per tanti altri, sembra che San Salvador, agli occhi di un merciaio, giunto all'apice del successo mercantile, rappresenti l'eterno coronamento sociale. Questa richiesta è un elemento che mostra l'attaccamento e il legame con una confraternita tra i più importanti della città, vicina ai merciai non solo per questioni di prossimità fisica. Per concludere, San Giuliano e la corporazione dei merciai sono una vera risorsa per gli uomini nuovi, ovvero i forestieri, perché molti degli individui che vi abbiamo nominato sono di Bergamo o della terraferma, o prima ho citato il nobile della città di Lodi. Quindi osservando la ricorrenza dei nomi, ricostruendo i percorsi e i ruoli ricoperti tanto nelle scuole piccole quanto in quelle grandi da questi individui, vediamo chiaramente che si avvantaggiano della vita corporativa per perseguire i loro interessi e consolidarli sul piano sociale e economico. Lo spazio in quel caso non è solo un luogo del mero agire, è proprio un scenario sociale in cui si esercitano delle tensioni, delle contrattazioni, può anche essere il supporto di posta in gioco di relazioni di conflittualità e di rivalità. Se spesso lo spazio è uno scopo, in quel caso è anche un mezzo. Il territorio è anche una questione di posizionamento sociale, all'esempio di San Salvador. Ecco, a mia volta concludo dicendo che la ricerca di Émilie è stata per me molto preziosa perché, avendo ragionato su San Giuliano a partire dall'operato di singoli sodalizi, avevo in un certo senso perso di vista proprio la coralità, quella dei merciai in particolare, che a dire il vero non è propriamente democratica. Si può dunque guardare oggi alla chiesa di San Giuliano con occhi nuovi, non tanto, meglio, non solo come il luogo delle scuole, ma come l'espressione di quel potere che fu innanzitutto dei merciai. La forza centrifuga che governa le logiche dell'arte non si limita al funzionamento della corporazione o alla sua capacità di appunto fagocitare nuovi mestieri, ma si estende a una dimensione sociale, culturale e artistica. In che modo concorrono in tal senso le immagini? La pala d'altare, per esempio, mette l'accento sulla devozione collettiva. La tradizione iconografica viene così rivisitata, in un certo senso piegata, per dirigere l'attenzione della comunità dei parrocchiani verso la devozione collettiva, sì, ma quella legata all'autorappresentazione del gruppo. Quel che si celebra nella Pala del Palma non è tanto l'Assunzione di Maria, così come tradizionalmente viene rappresentata, ma la celebrazione della festa dell'arte. Quindi la coralità dei Marzeri, abbiamo anche visto nel caso di San Salvador, poi cede talvolta il passo anche agli interessi di singoli individui, rafforzando la loro influenza, il prestigio e il potere che esercitano anche al di fuori dell'arte stessa, e per alcuni di loro l'approdo naturale diventa a questo punto San Salvador, dove possono vantare le proprie glorie personali faticosamente conquistate. Vi ringraziamo molto per l'attenzione e per la pazienza.
Meglio al 7. Complimenti. Adesso abbiamo il dibattito. Se c'è qualcuno che ha qualche interrogativo, qualche curiosità, qualche domanda, qualche commento. Buongiorno, grazie mille per l'intervento. Volevo chiedere se per caso nel corso delle vostre ricerche avete potuto trovare dei collegamenti con la scuola di San Cristoforo di Mercanti, visto che è un'altra importante, diciamo, istituzione che, diciamo, di cui facciano parte i mercanti. Si distaccano, diciamo, dei nostri, per certi versi, comunque entrano all'interno di un ambito simile. È un'ottima domanda, Alessandro, ti ringrazio. Allora, personalmente avevo studiato ormai più di qualche anno fa la scuola dei mercanti, concentrandomi soltanto sui confratelli, più o meno siamo nello stesso periodo. Molto sinceramente, allora, veramente non è un contesto che ho indagato con molta attenzione, però ricordo benissimo che scorrere l'elenco della scuola dei mercanti mi ha dato l'impressione che poi non è che ci fossero tanti mercanti dentro la scuola dei mercanti, ovvero è un sodalizio che in realtà raggruppa personaggi dalla fisionomia estremamente mista, forse anche un mezzo che ci può un po' aiutare a ripensare anche proprio la classe mercantile a Venezia. Per dirti, dentro questo sodalizio ci sono i giunti, che sono degli stampatori molto famosi, ma che di fatto nel loro testamento si definiscono anche mercanti. Quindi è sicuramente anche perché c'è da dire un'altra precisazione importante: la scuola di Santa Maria, di San Cristoforo dei Mercanti, non è una corporazione, è una istituzione devozionale e i mercanti veneziani rifiutano nella maniera più categorica a costituirsi come corporazione, come corpo di mestiere, proprio perché hanno bisogno di mani libere, cioè corporazione significa controllo, quindi questo non piace molto ai mercanti. Questa è la risposta modestissima che posso darti io per quel che ricordo. Allora, riprendo gli elementi di Valentina. A me non, perché in effetti la scuola dei mercanti non è una corporazione, perché io non l'ho mai incontrato, non l'ho, anche confesso, non studiata, forse all'inizio quando ho iniziato la tesi, no, però c'è anche questa lunga storiografia che dice, cioè che nota tramite studi anche afferrati, perché stiamo parlando di Lane, che spiega che a Venezia non c'è una corporazione di mercanti, perché i mercanti erano i patrizi, no? Ecco, quindi non so se do senso alla domanda o no, infatti. Sì, anche Domenico Tintoretto era confratello della scuola di San Cristoforo dei Mercanti. Cioè. Buonasera, avrei una domanda sul concetto di capitale spaziale che avete sviluppato all'inizio e in particolare se questa regola riguarda la distribuzione delle botteghe, cioè il fatto che c'è una distanza da rispettare, una regola scritta o un uso comune. E poi, visto che c'è uno studio abbastanza approfondito se ci sono anche degli investimenti immobiliari di questi mercati e capire se sono concentrati lungo le mercerie o diffusi nella città e se si interessano più a delle abitazioni, a dei terreni oppure ai depositi, delle cose legate strettamente alle attività mercantili o anche altri investimenti. E poi un terzo luogo che chiedo se i mercati hanno investito, hanno esplorato, che è il Palazzo Nucleare,
attraverso l'acquisto di cariche nella cancelleria di cariche. Se alcuni di questi merciai arrivano a questo livello di cittadinanza che gli consente di entrare a Palazzo Zuccari e quindi entrare anche a contatto con un grande cantiere pubblico, visto che siamo proprio negli anni della ricostruzione dopo il centro. Grazie di tutte queste domande. Allora, inizio dalla terza, ovvero testamenti, investimenti operati dai merciai rispetto alla proprietà. Allora, per i merciai che ho studiato, ho visto che tramite decime, ho visto che anche se erano proprietari di case nella città, anche a volte di casa e bottega, facevamo di tutto pur per affittare una bottega nel centro, a San Giuliano e a San Salvador. Ecco, guardavo l'altro ieri che mi sembra che sia la bottega di Vignola che affitta all'inizio, mi sembra, a 300 ducati la sua casa con bottega. Ecco, non so se rispondo bene alla tua domanda. Quindi questa è una sua proprietà? Certi hanno le loro proprietà, ma anche quando hanno le loro proprietà, o anche una bottega, mi è successo, ma questi sono casi, non riuscirò mai a quantificare, che anche se sono proprietari, al di fuori di San Giuliano San Salvador, c'è comunque questa volontà di affittare delle botteghe, di essere proprio al centro e di lavorare dentro queste botteghe che sono in centro della città e spendono tanti soldi. Ecco. Quindi questo è testamenti. Mi chiedevi della norma, non ci sono norme, almeno nella Mariegola o nei documenti che io ho studiato per la ricerca, non ho trovato regole appunto sulla distanza a rispettare tra le botteghe. Questo anche si discosta molto di quello che si riscontra altrove, parlo anche delle corporazioni sia a Venezia, che credo che sia lo statuto dei Ganegher che diceva che non potevano essere più di tot botteghe se non c'era una certa distanza, perché appunto per impedire anche un po' la competizione, la concorrenza. Ecco, per le cariche, quindi i livelli superiori di cittadinanza, non ne ho trovati tanti, però sì, ne ho incontrati, ma sono anche lì. Forse io ne ho incontrati 2, 3 e sono anche casi che sono già stati studiati perché non ho fatto scoperte. Ecco, e poi non so se sì, questo mi fermo. E il concetto di capitale spaziale e la distribuzione delle botteghe, non ricordo come era formulata la domanda, Nicola, scusa. No, diciamo che è un concetto che secondo me da sviluppare, ci sono tanti elementi che avete già presentato che vanno in quella direzione. Credo non erano legate a questa idea. Quindi per capire meglio il punto sulle botteghe, spesso affittano sulle mercerie una bottega e poi hanno delle proprietà. Anche altrove, anche in mercerie, però è stato dimostrato che tutta l'area urbana che c'è appunto in mercerie sono proprietari dei nobili spesso. Ecco, e per farti un esempio, non so, molto famoso, Bartolomeo Bontampelli, quello che ha la tomba in mezzo davanti all'altare a San Salvador, lui abita in Calle della Fava e quindi ecco, si fa la sua tomba in mezzo alla chiesa, il dipinto orientato sempre appunto sull'asse che dà verso casa sua. Sì, c'è questa idea, no, dello spazio come una visibile presenza, una visibile conquista, una strategia, cioè appunto è un capitale lo spazio, che sia uno spazio immaginato, uno spazio fisico, uno spazio urbano, cioè è proprio l'appropriazione, cioè quasi essere nello spazio e esistere, più spazio si occupa, più si esiste.
più potere si ha. Sì, sì, sì. Elia, tu vuoi fare una domanda? No? Sei sicuro? Clio. Grazie per una presentazione molto interessante e chiedo pazienza con le domande in italiano, spero che riesca a scrivere la mia domanda se non è chiaro. Se ho capito bene, sembra che l'appartenenza alla scuola dei merciai sia più un'identità che un'identificazione del mestiere di qualcuno. Se questo è vero, mi chiedo se questo è anomalo o se sia specifico per loro e se dovremmo quindi mettere un punto di domanda a riguardo il rapporto tra mestiere e appartenenza a qualche arte o altro, perché se siamo interessati nella storia di lavoro, artigianato, mi sembra molto importante. Sono curiosa di capire un po' meglio, perché tutte queste persone con altri tipi di mestieri possono essere anche merciai, perché a Venezia è molto complicato con le arti, ci sono persone che sono in 2 o 3 arti, eccetera. Però sembra di mettere un punto di domanda importante su questo rapporto, quindi è chiaro se non lo Sì, sì, è chiarissimo. È chiarissimo. Non è così semplice da rispondere. Non è facile rispondere. Valentina, Inizio io? Io no, da esperta sulla storia delle mercatine. Allora, dunque, per quel che io ho potuto osservare dal mio punto di vista, e quindi non come Emilie questa visione d'insieme, ma una sorta di visione puntuale a fondo su singole figure, su singoli personaggi. I merciai che ho incontrato non fanno solo i merciai e non fanno i merciai tutta la vita, o meglio, continuano a gravitare intorno all'arte dei merciai pur continuando la loro scalata sociale, e da questo punto di vista il caso di Vignola, di Gerolamo Vignola, è assolutamente esemplare. Resterà appunto legato all'arte tutta la vita, ma le sue avventure economiche, anche la sua fortuna economica, poi si lega ad attività che con le mercerie non hanno quasi, hanno sempre a che fare, ma relativamente, perché diventare proprietario, lui diventa un mercante proprio, un mercante importante. Quindi c'è proprio un'ascesa, però viene da quel mondo. Quindi c'è una volontà di radicamento, di riconoscimento, probabilmente anche di carattere identitario. Ecco, questo. E poi soprattutto credo, ma questo Emilie potrà rispondere molto meglio, viene da fuori. Cioè c'è sempre questo discorso dell'essere foresti, che a Venezia è ancora oggi un gravissimo problema. Quindi direi che questi gruppi così popolati da queste presenze altre sono anche molto rassicuranti, e farsi gruppo quando si ha una presenza altra è un modo per contrastare appunto la minor forza in un certo senso, no? Provo io a rispondere qualcosa di sensato. La questione dell'identità più che dell'identificazione è un po' delicata da rispondere. Con i merciai appunto ci sono queste sottocorporazioni, ma diciamo che c'è questa volontà, a volte, non so, io avevo fatto delle tabelle, una visione forse un po' semplice, perché c'era questa arte visibile e arte non visibile, no? Perché c'è questa volontà dei merciai di inglobare tutti, no? Ma per certi gruppi era importante di essere incorporati, perché erano
Erano In francese. Oh, dimmi a me che ti dico. La corporazione assicurava comunque un'autorappresentazione, assicurava anche e soprattutto una difesa dei interessi di questi piccoli gruppi, pur privendole anche di qualche, tagliando un po' di spazio. E poi ci sono queste professioni che, per esempio, i penacchieri, non è che quando prendete un atto notarile ci sono tantissimi, sono quasi sempre tutti gli stessi nomi, e loro non si vedono, non chiedono mai di essere di avere un'indipendenza. Indipendenza. Sì. Ecco, e poi io ero convinta, ma con Valentina comunque non siamo proprio d'accordo, io ero convinta che e lo sono forse tuttora, che San Salvador era sfruttato appunto da questi piccoli gruppi che non si affiancavano di un altro mestiere, appunto i negroni che sono penacchieri, il bottonere che commissiona il dipinto. Sì, ci sono merciai che giocano un ruolo a San Giuliano, senza dubbio, ma lo vedo proprio, cioè, io nel corso del mio studio avevo proprio pensato, allora sì, San Giuliano che è il posto per questi piccoli, sì, per questi merciai venuti da fuori, che trovano rifugio nella corporazione dei merciai, e quindi non so se si possa parlare di un'identità o un'identificazione a questo punto. Ecco. Però Valentina non è d'accordo con me. No, io non sono d'accordo per il semplice motivo che io credo non era proprio questo il punto quando abbiamo discusso comunque. Il punto era: San Giuliano è o no la chiesa dei merciai? Sì, San Giuliano è la chiesa dei merciai, molto più che San Salvatore, mentre San Salvatore diventa la chiesa di alcuni merciai importanti che vogliono, diciamo così, spiccare rispetto ad altri, e quindi quello è uno spazio di celebrazione personale, pur essendo confederato, perché tanti merciai importanti stanno a San Salvador, mentre San Giuliano è la chiesa dei merciai, tutti quanti, piccoli, grandi, importanti, meno importanti, dove, in questo hai ragione sicuramente, chi può ambire a uno spazio proprio, cioè può ambire a uno spazio proprio anche chi non è proprio, diciamo così, al centro degli interessi dell'arte, come appunto i negroni che sono pennacchieri. Credo che sia questo, ma poi insomma sono tutte idee molto mobili, credo, nel tempo e anche nello spazio. E poi per completare comunque la questione dell'appartenenza e del mestiere, per esempio nella merceria, però in altre arti non era proprio così, succedeva. Cioè, non era obbligatorio essere soltanto merciai, anzi, perché per costringere la gente a entrare dovevano anche essere abbastanza flessibili, e ecco il Maldotto di cui ho parlato prima, lui era iscritto all'arte della seta, ma ci sono anche altri che affiancano, non so, 4, 5, 7 professioni, che dal bottoniere al magliettero al tastieri, ecco. Per cui, Vignola nel suo testamento dice di aver fondato addirittura l'arte della lana insieme ai fratelli Salinelli, quindi aveva a che fare con i laneri, cioè voglio dire, e poi l'altra cosa su cui si può distinguere proprio la natura di questa corporazione è anche la questione dell'apprendistato, cioè un mestiere dove, come recita un articolo di Isabella Cecchini, non c'è niente da imparare. Cioè di fatto è vendita, e quel che è da imparare appartiene invece alle strategie appunto commerciali, i legami, le merci, le partite. Non è un essere manuale, ovviamente. Siamo contenti, soddisfatti? Bene. Allora, io mi permetto di ringraziare tantissimo Emilie che ci ha regalato questo
bel seminario, questo ultimo seminario di Rive per quest'anno accademico. Non so cosa faremo l'anno prossimo, ma sicuramente qualcosa faremo, qualcosa di molto bello e spero stimolante, che sarà altrettanto seguito come i seminari di quest'anno. Poi voglio ringraziare tutto il gruppo operativo che con la consueta energia, disponibilità e generosità ha consentito al centro studi di esistere anche quest'anno. Facciamoci un applauso perché ce lo siamo meritati. L'anno prossimo,